Il giorno dopo la violenta grandinata che si è abbattuta lungo tutta la fascia pedemontana vicentina e trevigiana da Breganze a Bassano, da Mussolente ad Asolo, è il momento della conta dei danni. La grandine, le raffiche di vento e la pioggia fortissima hanno devastato colture, vigneti, orti, alberi da frutto. Stamattina abbiamo avuto numerose segnalazioni dei nostri soci, dalle nostre aziende, di danni consistenti, danni che hanno colpito principalmente le produzioni vitivinicole, orticole ma anche cerealicole, che in questo momento sono nel fiore del loro ciclo vitale. Eventi che fino a qualche anno fa erano più sporadici, al giorno d'oggi o in questi mesi sono sempre più frequenti. L'abbiamo visto martedì 9 nell'area di Marostica e ieri ha colpito il nostro Bassanese. Mirko Gottardi, viticoltore di Bassano, ci racconta di un evento meteo mai visto prima. Il rumore sprigionato da questa velocità di avanzamento di queste nuvole era impressionante, io non avevo mai visto una cosa di questo tipo. Fortunatamente un po' legato all'inizio e un po' all'aspetto, al momento vegetativo che la pianta ha una folta chioma e non avevamo ancora cimato, ha fatto da cappello e ha riparato abbastanza contenendo i danni che abbiamo poi avuto. Mostriamo i danni su un grappolo d'uva, Gottardi. Sì, ecco, vediamo adesso cominciano già a imbrunire tutte le ammaccature, se sono singolarmente indirizzate al singolo acino lui andrà a cadere. Il problema più grosso potrebbe essere nel momento in cui viene intaccato il raspo, praticamente il conduttore della linfa per gli acini. Pesante la situazione in alcune aziende agricole di Romano Dezzelino e di Mussolente, dove i danni ammontano a centinaia di migliaia di euro. Chicchi di grandine, grandi come uova, non hanno lasciato scampo alle colture. Scenari che sono sempre più frequenti rispetto al passato, dove erano più sporadici, che stanno mettendo in crisi la nostra agricoltura vicentina,